fa un gran piacere questi riconoscimenti, specialmente da istituzioni che sono ultradecennali e che si occupano di un tema che è i liguri nel mondo e la Liguria e il mare, che è un tema che mi ha sempre appassionato. Ho ricominciato la mia attività dopo tanti anni in Spagna a Genova e devo dire adesso tra Genova e la regione Emilia-Romagna, la Toscana, Napoli con Pompei, Caserta e Siena, quindi ho circa una novantina di musei. L'ultima ha iniziato la gestione della Torre Grimaldina qua a Palazzo Ducale, quindi il numero che comunque io dico sempre è che ho circa 1500-1600 collaboratori che sono partiti da una ventina che ne avevo quando sono tornato in Italia 30 anni fa e questo è il numero che mi dà più grande soddisfazione. L'Acquario di Genova che fra poco tempo arriverà a circa 40 milioni di visitatori dal 92 quando è stato aperto e noi lo gestiamo dal 93 di fatto e ogni anno investiamo per rinnovarci ma specialmente dal punto di vista scientifico è importante che la città riconosca e ricordi che l'Acquario di Genova è dal punto scientifico una delle maggiori istituzioni scientifiche al mondo, riconosciute da tutti i curatori. Questo è un tema sul quale noi investiamo molto, sul quale credo molto perché la collaborazione in campo scientifico ci può aiutare a raccontare meglio quello che è importante il rapporto col mare e con i nostri vicini di casa. La ringraziamo e quindi vi lasciamo alle immagini di questa premiazione Ligure Illustre Beppe Costa. L'Associazione Liguri del Mondo, di concerto con Entel, consegna al dottor Beppe Costa il Cigno d'Argento. Sono veramente onorato di ricevere questi premi, specialmente in contemporanea di personaggi che hanno fatto loro la storia della mia famiglia e che ringrazio personalmente veramente il contributo del capitano Guardi è stata dire, il massimo della nostra storia e quindi grazie veramente di cuore anche a Gabriele. Attestato d'onore 2026 alla memoria vuole testimoniare la gratitudine di gente per il legame affettivo del comandante Piero Poitier de Bouche verso la città d'adozione, la città dove ha studiato e si è realizzato nella vita di grande marinaio. Ha iniziato a navigare su un motoveliero e poi tutta la sua vita sostanzialmente sotto la bandiera della Costa Armatori. Sono contento sia per gli amici dei Liguri del mondo sia per quelli dell'Entel che mi sembra funzionino bene perché, ripeto ancora, radunare tanta gente così evidentemente sono due enti che sono sentiti dagli iscritti. Da parte della sindaca Silvia Salz che oggi non è potuta essere qui con voi ma ci aiuta. Si parla di Mario Vespucci, io ho fatto il giro del mondo del Vespucci e soltanto anche ho fatto anche con Porna ovviamente su Mario Vespucci e vi dico anche una notizia, se non lo sapete che il 2 di maggio la Mario Vespucci sarà a Genova e ripartirà di nuovo per fare un mezzo giro del mondo. Conferimento dell'attestato d'onore alla memoria di Emanuele Contrelli, steward della navigazione da crociera, comandante di piccolo cabotaggio, medaglia d'oro di lunga navigazione. Capitano Mare, ti immagino sul mare, ad osservare le stelle, prosegui il tuo sognare, tra remi e acciai di navi, fra attrezzi e
io.